Eccoci qua amici telespettatori, siamo naturalmente nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un altro ragazzo di Trapani che è in cerca della sua donna ideale. Si chiama Giovanni ed ha 29 anni. Ciao Giovanni. Ciao a tutti. Allora Giovanni, tu sei in cerca della tua donna ideale? Certo. Dell'anima gemella? Sì. Giovanni, tu sei di Trapani? Certo. Quanto tempo è che sei single? Un 10 anni. 10 anni. A 10 anni praticamente che tu vivi da solo? Sì. E come hai fatto in questo tempo praticamente senza ragazza? No, ho cercato di conoscere altre ragazze, però non mi sono piaciute alcune. Cioè di presenza? Di presenza, esattamente. E come mai? Cioè vai cercando un tipo di donna speciale? No, cerco quel punto, diciamo, quel colpo di fulmine che mi faccia tipo innamorare di quella Allora persona. vai cercando il colpo di fulmine? Sì. Ascoltami Giovanni, come dovrebbe essere una donna per piacerti? No, non deve essere intelligente. Non deve avere un aspetto fisico normale. Se è bionda o mora non fa niente, non c'è nessuna differenza. Non ha importanza. Non ha importanza. Ti piacciono le magre? O ti piacciono anche quelle in carne? Anche quello in carne. Anche quelle in carne. Tu quanto sei alto? 1,71. 1,71. Quanto pesi? 90. 90. Sì. 1,71 per 90 kg, quindi vai bene, teoricamente. Fai sport? Ogni tanto lo faccio. Che genere di sport fai? Quando capita il calcio. Ah, ti piace il calcio? Sì. Mentre i tuoi hobby, a parte il calcio, cioè, ascolti la musica? Sì, ascolto la Che musica. genere di musica ascolti? Quella italiana. Ti piace la musica italiana? La musica da discoteca ti piace? Certe volte sì, certe volte no. La musica house magari? No, house non mi piace per niente. Niente. Va bene, e tu frequenti le discoteche? Sei un amante delle discoteche? No. Niente, non ti piace andare in discoteca? No. Frequenti magari i pub? Pub sì, ogni tanto. Pub sì. Va bene Giovanni, ascoltami, che cos'è che praticamente tu non puoi assolutamente vedere in una donna? Non vorrei vedere l'egoismo, se sia troppo eccentrica e soprattutto che sia onesta con me. Cioè tu vai cercando l'onestà. Esattamente. L'infedeltà non ti piace? No, completamente. Anche perché è un po' difficile che piace a qualcuno l'infedeltà. Appunto. Mentre la cosa che apprezzi di più in una donna Che le cose me le dica in faccia e non deve essere sincera praticamente. Esattamente, solo questo. Va bene. Allora Giovanni, parliamo un po' di te. Che tipo sei tu? Se tu ti dovessi descrivere, come ti descriveresti? Io mi descriverei come un tipo affettuoso che sa prendere le persone, mi piace ascoltare anche. Sa prendere in che senso? Cioè le capisci? Esattamente. Sono anche un buon ascoltatore. Già questa è una cosa molto positiva. Esattamente. Ascoltare non è che per tutti. Ci sono quelli magari che nel momento che ascoltano ci annoia, tagliano il discorso, invece tu ti piace ascoltare. Sì. E poi magari dare dei consigli. Esattamente. Poi continua. E poi. Sei un tipo coccolone, non so. Anche. Le coccole ti piace farle e riceverle. riceverle. Poi? E poi non lo so, ci sono tante altre cose, però per ora non ci penso. Vabbè, tu lavori? Sì. Dove lavori? La pizzeria al Ponte. In una pizzeria. Sì. Fai il pizzaiolo praticamente. Da quanto tempo? Da 2 anni. Da 2 anni. Quindi sarai abbastanza bravo a fare le pizze. Abbastanza sì. La tua pizza preferita qual è? La mia pizza preferita è Là? al Ponte. Al Ponte. Sì. La pizza che si chiama Al Ponte. Sì. E quali sono gli ingredienti? Sono il bacon, melenzane, pomodoro, mozzarella e prezzemolo. Mi sai a memoria? Sì. Va bene Giovanni. Di che cosa possiamo parlare? Secondo te, giusto? Se tu dovessi descrivere l'amore, Sì. secondo te l'amore che cos'è? No, l'amore secondo me è un intreccio di passione, gelosia, è un insieme di tutte queste cose. Sì. E se non ci sono queste cose significa che non c'è amore, c'è solo. Non so se si può dire. Sì. Certo che si può dire. Sesso? Esattamente. Solo sesso. Solo sesso. Invece l'amore deve essere come? L'amore deve essere così, deve essere tutto l'insieme. Esatto. Deve essere E nell'amore naturalmente è ben accetta la gelosia. anche, Giusto? no, soprattutto, diciamo quella Fa giusta. parte dell'amore. Esattamente. Certo. Va bene Giovanni. Amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Giovanni, 29 anni di Trapani, pizzaiolo, che sta cercando la sua ragazza ideale. Abbiamo detto cerca una donna, non importa se è bionda o è bruna, non importa anche l'aspetto fisico, perché lui si contenta anche di una ragazza che sia anche in carne. Però ci siamo dimenticati l'età.
essendo che tu hai 29 anni, da che età dobbiamo partire? Partiamo da una base, Magari dai 25 anni dai 25 fino a fino a 35, va bene? Anche Sì, se sì. è leggermente più grande di Sì, te, sì, sì. penso che non ci fa niente, no? No. Quindi dai 25 fino ai 35 anni. Se c'è qualche ragazza interessata a lui, non può fare altro che telefonargli al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Giovanni è qui che sta aspettando di farsi fidanzato perché si vuole sistemare, già ha un'età per cui è arrivata l'ora praticamente di crearsi una famiglia. Dimmi Giovanni, la tua ultima storia d'amore quando è stata? come ho detto ben sì 10 anni fa, 10 anni fa. Quanto tempo sei stato fidanzato? un 5 anni. 5 anni addirittura. E come mai è finita? Perché, Perché? perché lei è stata infedele nei miei confronti. Ah, esatto, quindi per questo tu non puoi vedere in maggior parte l'infedeltà. Esattamente. Esatto, quindi hai sofferto tantissimo. Diciamo di sì, però grazie agli amici che ho Ti sei affianco mi ripreso. sono ripreso. Dopo quanto tempo l'hai dimenticata? Dopo 2-3 anni. Addirittura, cioè tu fino a 2 o 3 anni praticamente la pensavi sempre. Sì, perché... E come mai? E come mai? Perché non... Perché la volevo, diciamo, la volevo bene. La amavi veramente? La amavo. Dopo 5 anni insomma di fidanzamento. E questa ragazza era pure di Trapani? Sì, sì, di Trapani. Sì. Ora lei naturalmente si è sposata, sì? No, questo non lo so, non so Non lo dire. sai, non sai più notizie di No, lei. completamente. Ti vuoi praticamente creare una nuova storia? Sì. E vuoi cercare- Dalle basi forti, insomma, che per andare avanti, Certo, anche se una storia normale, tipo per esserci anche un dopo. logico. Va bene Giovanni, tu abiti da solo? No, abito con i genitori. Con i genitori. Mhm. Sei figlio unico o c'hai fratelli? No, ho un fratello e una sorella, che sono ambedue sposate. Siete 3 praticamente? Sì, 3 figli, mamma e papà. E gli altri sono sposati? sì, sì. Quindi tu solo sei single. Sì. Ed è arrivato il momento, come ho detto poc'anzi, di sistemarti. Va spero bene. tanto. Amiche telespettatrici, ripeto, Giovanni è qui, 29 anni di Trapani, sta aspettando le vostre telefonate perché Giovanni si vuole sistemare e si vuole fare fidanzato per crearsi un avvenire in futuro. Per cui, amiche telespettatrici, se siete interessate, telefonategli al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Possiamo dire altro? Vuoi dare un messaggio alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Guarda la telecamera e parla. Io spero che chi mi senta ascolta bene le mie frasi. Io cerco una donna, come ha detto qua il mio amico, che sia sincera assolutamente. Se ha una cosa da dire in faccia me lo dica, va bene, così magari staremo solo amici. Basta. Basta così. Va bene. Per quanto riguarda la rubrica dei cuori solitari, Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente anche. Giovanni, ciao. Ciao. Oh yeah!